Un vertice di maggioranza si è tenuto alla Regione a Palazzo Dorleans circa un possibile accordo sui provvedimenti da varare entro fine anno. Si va dall'ex provincia al Calevoli, un calendario di iniziative legislative e di governo per le prossime settimane. Le forze della maggioranza che sostengono la giunta Schifani sono tornati a parlare per concordare il percorso amministrativo e parlamentare dei provvedimenti da fare urgentemente. A Palazzo d'Orleans il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore all'economia Alessandro Dagnino hanno incontrato i segretari e i capigruppo parlamentari dei partiti del centrodestra della regione, Forza Italia, Fratelli d'Italia, DC, MPA, Lega e Noi Moderati. Il presidente Schifani ha preso atto della volontà riconfermata dai rappresentanti della coalizione di procedere nel percorso che porterà all'elezione diretta per le ex province della regione. Entro mercoledì le commissioni legislative dell'ARS, Bilancio e Affari Istituzionali, prima dell'avvio formale della sessione di bilancio, approveranno il disegno di legge che verrà poi calendarizzato in aula. In merito alla manovra Quater già in discussione all'ARS, è stata trovata l'intesa sui provvedimenti a favore degli studenti universitari per il cosiddetto prestito d'onore e sulla destinazione ai comuni delle royalty per gli idrocarburi. Un accordo è stato raggiunto anche per il reddito di povertà, annunciato nei giorni scorsi dallo stesso presidente Schifani. L'emendamento a favore delle famiglie povere siciliane verrà presentato direttamente in aula e sarà una tantum con criteri molto stringenti per l'individuazione dei beneficiari. Condivisione anche sul rimpinguamento dei capitoli di bilancio a favore dei comuni e delle ex province e per i lavoratori ASACOM, ovvero l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Ultimo argomento trattato, il caro voli. Per effettuare l'effetto dell'aumento dei prezzi nel periodo natalizio dal 15 dicembre al 15 gennaio, la Regione innalzerà la percentuale di rimborso del costo dei biglietti in favore dei residenti in Sicilia.